Come here, ass. Fuck. Quindi ultimamente, visto che abbiamo appena vissuto l'estate più calda della nostra vita, ho detto magari cerco di fare qualcosa di attualità e scrivo un monologo sull'ambientalismo, e ci ho provato, mi sono messo là a scriverlo, però non va bene perché ho la sensazione che dovrei scrivere un monologo a favore dell'ambientalismo. Mi sa che sarebbe la cosa giusta, e tutte le volte che scrivo mi viene fuori un getto d'odio verso l'ambientalismo e mi sono chiesto da dove viene questo odio, perché odio l'ambientalismo, e mi sono ricordato, io odio l'ambientalismo per colpa di mia madre, perché allora adesso siamo tutti ambientalisti, è giusto, siamo tutti ambientalisti, è fondamentale essere ambientalisti, però negli anni 90, io sono cresciuto all'Aquila, negli anni 90 all'Aquila, in Abruzzo, l'unica ambientalista era mia madre, c'era solo lei, che andava in giro a dire a una regione che a fatica si faceva strada nell'epoca industriale, dire fermi, dobbiamo tornare indietro, spegnete tutto, gli orsi polari stanno morendo. Era fissata con gli orsi polari, non so perché, in Abruzzo nessuno le dava retta, dicevano guarda signora, qua ci sono gli orsi marsicani, stanno benissimo, si godono il clima temperato, e lei no, stanno morendo tutti, e nessuno l'ascoltava, e quindi lei ha sempre sfogato tutto l'ambientalismo su di noi a casa. E quindi io sono cresciuto in una casa, non so se è capitato a qualcun altro, a casa mia non si accendeva il riscaldamento, mai, per nessun motivo. Non so se a casa di qualcun altro c'era questa cosa, da me mai si accende il riscaldamento. A casa mia se c'avevi freddo ti dicevano mettiti un'altra felpa. Hai freddo, metti un'altra felpa, solo che l'Aquila è la città più fredda d'Italia e c'è un limite fisico al numero di felpe che puoi inserire sul corpo di un bambino che trema e piange di freddo. Arrivato a 6 non respira, quindi accende il riscaldamento. No, non puoi accendere il riscaldamento, a casa mia non si accende il riscaldamento perché inquina il riscaldamento e crepano gli orsi polari. Però l'Aquila è troppo fredda, quindi a casa mia si raggiungevano delle temperature che se io fossi stato anziano sarei stato in pericolo. Io mi ricordo delle notti di dicembre, quando ero piccolo, che mi svegliavo per fare pipì, toglievo le 9 coperte, mi mettevo ai piedi del letto e pensavo, potrei non farcela. Forse oggi è giunta la mia ora, e dovevo attraversare il corridoio che era una tundra ghiacciata e mi aspettavo veramente che uscissero i lupi, da cui non sarei potuto scappare perché comunque avevo 7 pigiami per combattere questo clima artico, e poi arrivavi in bagno, ti toglievi tutti i 9 pantaloni, ti sedevi sulla tavoletta per fare pipì e ti dovevi sedere perché con quel freddo il pene era poco più che una vagina, quindi era inutile cercarlo, non lo trovi. Quindi ti siedi, fai pipì e la mattina dopo ti ritrovavano seduto ancora là, incollato a sta lastra di ghiaccio con le lacrime ghiacciate sulle guance. E dicevo, mamma, ti prego, perché non possiamo accendere il riscaldamento? E lei diceva, per salvare gli orsi polari. E io che ero piccolo pensavo, cazzo, effettivamente gli orsi polari sono fichi. Cioè, li rispetti gli orsi polari quando sei piccolo, perché gli orsi polari so fichi, cioè come so polari, nel senso non è che so orsi così, sono polari, cioè già che se al tuo nome ci aggiungi polare è più figo, no? Cioè sei bianco, sei polare. Adesso non so, tu che fai nella vita, che lavoro fai? Personal trainer. Se eri un personal trainer polare, dicevo questo è polare, nel senso sarà meglio, e è meglio, e quindi dicevo beh, questi li rispetto, spegnavo il riscaldamento. E poi quando sei bambino, no? Cresci a 6-7 anni, inizi ad andare a giocare a casa degli altri amici. Mi ricordo una volta io letteralmente sono andato a casa di un amico, l'inverno faceva caldo, c'era il riscaldamento acceso e io ho avuto una conversazione seria con un compagno elementare che conoscevo da pochissimo dicendo ma che vi hanno fatto di male gli orsi polari? Perché questa è l'educazione che avevo avuto, quindi io ho detto perché da bambino cerchi di essere inclusivo, dico qual è il problema? Perché la tua famiglia odia gli orsi polari? Cioè non capisco, vi hanno ucciso un nonno, mi sembra difficile, il tuo nonno è di San Benedetto del Tronto, non so se... mi pare improbabile che sia andata così. E poi in quella stessa casa ho avuto un'altra esperienza che non avevo mai avuto, era inverno e mi hanno dato delle ciliegie e io pensavo questa famiglia discende dal dio Ra e controlla la maturazione della frutta, perché chiaramente con la madre ambientalista noi eravamo ossessionati che la frutta può essere solo di stagione, la frutta deve essere di stagione e italiana, perché se ti fai spedire le ciliegie dal Cile tu inquini tantissimo, allora tanto vale che tiri le bombe a grappolo sull'Antartide e facciamo finita con sti orsi polari di merda. Quindi noi mangiavamo
solo frutta e verdura di stagione. Mia madre era ossessionata, la frutta e la verdura devono essere italiani, fatte da agricoltori italiani, vendute in mercati italiani. E quindi io mangiavo solo roba italiana, veniva dall'Italia, e studiando, dopo un po' ho anche imparato che la teoria alimentare di mia madre si sovrappone al 100% con quella di Benito Mussolini. Che non è una bella scoperta da fare in classe, mentre stai sul sussidiario e fai tipo, oddio, ma che mamma è fascista? Ma fammi vedere un po' che diceva il duce sugli orsi polari, perché... Ah no, niente, no, non è che niente, siamo camerati, non me lo dicono. Beh, no, dico, meglio saperlo. E quindi questa cosa, una confusione, perché io ero piccolo e mi ficcano, e questa confusione mi è rimasta dentro, per cui adesso io voglio fare le cose ambientaliste, ma le faccio male. Per cui tipo vado al supermercato e dico compro solo prodotti bio. E come si riconoscono i prodotti bio? Lo sappiamo tutti, i prodotti bio sono verdi. Se qualcosa è verde vuol dire che è bio. Questo proprio ce lo insegnano le pubblicità tutti i giorni. Se è verde fa bene al pianeta. E quindi io torno a casa e c'è la mia ragazza, guarda, ho fatto tutta una spesa bio. E lei fa, hai comprato una cassa di birre Heineken? E tu, però, sono verdi, nel senso, sicuro se poi le tiriamo fuori dal finestrino cresceranno alberi di Heineken. No, è verde.